Va detto innanzitutto che si tratta di informazioni che nel caso sono comunque coperte da riservatezza, quindi non sarebbero divulgabili a tutela degli interessati. Si tratta in secondo luogo di informazioni non disponibili a livello territoriale perché sono il frutto di un'attività di intelligence condotta direttamente dalla Direzione Generale e in particolare dalla Direzione Centrale Antifrode. A livello locale non abbiamo la disponibilità di queste informazioni, sono tutelate dalla riservatezza, è giusto che sia così, non sono comportamenti illegittimi, sono comportamenti da valutare sul piano dell'opportunità politica, ma questo è un discorso ovviamente completamente diverso e che non compete a chi vi parla. L'attività condotta dalla direzione generale è un'attività che ha la finalità che dicevo prima, che è volta al progressivo perfezionamento del sistema e anche alla correzione di norme